Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 15 febbraio. La nuova sede del Corpo di Polizia Locale di Rovigo è stata titolata a Massimo Boscolo Cegion, agente di polizia locale deceduto in un tragico incidente nello svolgere le sue funzioni. La segreteria provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale di Rovigo ha espresso apprezzamento alla titolazione della nuova sede al collega. La proposta è giunta da un'iniziativa degli iscritti SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale di Rovigo, approvata dalla famiglia e si è conclusa con una cerimonia commovente a cui, oltre ai familiari, erano presenti il sindaco, l'assessore alla sicurezza, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Intervenuta anche una rappresentanza dei territori limitrofi, tra cui il sindaco di Rosolina e una delegazione delle polizie locali di Padova, Chioggia e Rosolina. L'idea è stata approvata da tutti gli appartenenti al corpo, indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza, per onorare la memoria di Massimo, un poliziotto di polizia locale ben voluto da tutti, tanto che la sua figura è stata scelta a rappresentare tutti i poliziotti di polizia locale caduti nell'esercizio delle proprie funzioni. Massimo morì a 34 anni a Padova il giorno 9 ottobre del 2021 durante il servizio di scorta a una manifestazione sportiva. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni Le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia. Gli scassi e le frazioni non interessano solamente i negozi di Chioggia, tutti i comuni vivono questa piaga e a quanto pare non solo le attività commerciali. Un paio di giorni fa una visita non gradita l'hanno subita gli uffici dell'Ispettorato Territoriale di Venezia, che hanno subito un'altra incursione, la quarta in poco tempo, con danni e scasso della porta principale d'ingresso. L'effrazione è presumibilmente avvenuta in orario notturno. Le RSU e le sigle sindacali sottolineano la ripetitività del problema e la mancanza di sicurezza delle sedi territoriali, già evidenziata in passato. Anche la nuova sede a Mestre presenta rischi e le organizzazioni sindacali chiedono un intervento urgente per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela degli arredi e attrezzature che potrebbero venire sottratte. Si sollecita l'intervento dei vertici nazionali e delle istituzioni locali affinché vengano adottate misure di sicurezza adeguate, compresa la vigilanza notturna e diurna. Vista la frequenza degli scassi, il messaggio che sembra sia passato è che le sedi dell'ispettorato siano prive di sorveglianza. Il dirigente della sede di Mestre si è dimostrato disponibile a discutere il problema con le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione urgente. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Cristian Varisco, broker nautico e formatore marittimo di Chioggia, è stato chiamato unico chioggiotto ma anche unico veneto a far parte del Tribunale Arbitrale Internazionale della Nautica, una nomina che per il nostro concittadino è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, essere stato scelto dal presidente del Tribunale Arbitrale Alfonso Miglione, avvocato. Il Tribunale Arbitrale Nautico si occupa di controversie nell'ambito della nautica da diporto, controversie che possono interessare questioni tra armatore e imbarcato, onoli, rimessaggi, perizie, ormeggio, disormeggio, cantieristica.
Varisco è stato nominato quale perito veneto in una rosa di una ventina di professionisti provenienti da tutte le regioni italiane. Vede così riconosciuta la sua professionalità che si è specializzata in anni di studi. Il tribunale è già attivo e intanto sono iniziati i corsi formativi e le attività lavorative. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Siamo qui a Piazza Grande, bellissimo stand, siamo con la signora Romina. Romina Contri di Incontri di Style Wedding Planner, buongiorno. Questa settimana, oggi è San Valentino, quindi non potevamo non essere presenti per la Wedding Week a Piazza Grande. Dietro di me vedete questo portale particolare, color pesca, un colore un po' inusuale per San Valentino, ma è proprio la palette, il colore dell'anno per il mondo del wedding. Allora, mettiamo chi volesse sposarsi. Quanto ci vuole per programmare il matrimonio? Allora, proprio il primo passo è quello di ricercare la wedding planner. Un anno è la tempistica più esatta perché vuoi per la location. Allora, la figura della wedding planner è una figura che serve quando il matrimonio è in una location. Di solito i ristoranti non hanno bisogno perché si bastano. In una location importante dove ci sono molte figure che devono collaborare tra di loro ed è importante che ci sia la figura della wedding planner. Quindi un anno prima, ma ho fatto matrimoni anche in 2 mesi, quindi facciamo tutto è possibile. Raccontaci un po' come minimo di come viene organizzato, insomma. Allora, c'è la conoscenza della coppia, abbiamo di solito una data e da lì, in base al gusto, in base al tipo di matrimonio, farò una ricerca e proporrò poi a loro quello che secondo me è il mood più adatto. Al mio primo appuntamento, tra l'altro, indico sempre agli sposi di conoscere altri wedding planner perché sono una figura molto presente, quindi si deve creare proprio sinergia tra me e la coppia che ho davanti. Raccontaci magari una cosa molto simpatica che è avvenuta durante uno di questi. Allora, non simpatica, ma che ricorderò per tutta la vita. Durante un rito civile mi hanno chiesto la liberazione delle farfalle. Una cosa molto wow, effetto wow, solo che io ho dormito 2 giorni con queste farfalle perché me le hanno consegnate il venerdì, loro erano praticamente congelate, dormivano e io avevo l'ansia che all'apertura della scatola le farfalle non volassero, quindi posso garantire che me lo ricorderò sempre, sto parlando di 6 anni fa, quindi non manca l'ansia, la suspense, l'agitazione. E allora, insomma, oggi che è appunto la giornata di San Valentino, invitiamo a raggiungerti, Tutti. poi in sovrappensione mettiamo i vostri numeri. Grazie. E così anche se c'è qualcuno, insomma, del territorio che Interessato. sicuramente ti avrà già conosciuto, ma per avere un contatto diretto potrà chiamarvi. Grazie mille e noi vi aspettiamo qui fino al 18, siamo presenti a Piazza Grande con la Wedding Week. Alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni tutto per il tuo bambino, detergenti, peluche, giochi. Per la sua pelle delicata vuoi il meglio e alla farmacia San Giovanni trovi i prodotti indicati per la sua igiene e per il suo relax. Alla farmacia San Giovanni trovi tanti giochi e peluche sicuri, adatti alla sua età e con lo sconto del 20%. Farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni Chioggia, aperta tutte le domeniche mattina. Domenica scorsa la Warrior Pro Chioggia, capitanata da Paolo Zennaro ed Elisabetta Scasso, ha dimostrato il suo valore al campionato interregionale portando 10 atleti in gara. I risultati non sono tardati ad arrivare, con Matteo Perini che ha conquistato la medaglia d'oro nella MMA e Elisa Boscol che ha ottenuto la medaglia d'argento nella stessa categoria.
Emma Fontana ha aggiunto un'altra medaglia d'oro nel light contact, mentre Elia Perusi e Riccardo De Antoni hanno entrambi portato a casa la medaglia d'oro rispettivamente nel point fighter e nel light contact. Inoltre Anna D'Alessio ha guadagnato la medaglia d'argento nel light contact ed Emma Fontana ha aggiunto una medaglia di bronzo nel point fighter. Complessivamente la squadra ha portato a casa 5 medaglie d'oro, 3 d'argento e 2 di bronzo. La gara interregionale si è svolta a Marano di Piave, dove anche Rona Tiozzo ha ottenuto una prestigiosa medaglia di bronzo nel point fighter. La Warrior Pro Chioggia continua a dimostrare il proprio valore e il proprio impegno nel mondo delle arti marziali miste, portando a casa risultati di grande rilievo. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 15 febbraio, è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.